Lei ultimamente si è interessato molto del fenomeno delle fake news, ha anche scritto un libro, Giornalismi, e anche questo è un problema molto grave, molto sentito. Sì, devo dire che i dati di una ricerca recente ci dicono che l'82% degli italiani non sanno distinguere una notizia vera da una notizia falsa e che l'87% vivono i social ma non si fidano dei social. Quindi questo ci fa capire che oggi c'è un elemento legato alla diffusione costante delle fake news e quindi delle bufale che non sono fatte soltanto per scherzare, per giocare, ma molto spesso possono condizionare elezioni politiche, possono condizionare andamenti di azienda, possono condizionare la vita delle singole persone. Quindi credo che su questo anche le grandi major che si occupano di multimedialità hanno preso atto, da Google, Facebook, tutti stanno cercando, a Twitter, stanno cercando di arginare un po' questo fenomeno, che è un fenomeno che mette in crisi anche il giornalismo, perché il giornalismo oggi ha bisogno di nuovi elementi di crescita, in particolare la capacità che il giornalista deve avere nell'andare a recuperare quel lavoro che si faceva prima, cioè l'inchiesta, e anche una verifica molto attenta della fonte. Il giornalista deve tornare a fare il giornalista d'inchiesta, ma per far questo ci vuole anche una presa di coscienza non soltanto dei giornalisti ma anche degli editori. Ma per far questo ci vuole anche un sistema di controllo di ciò che viene fuori dai social. E questo è molto più difficile, è difficilissimo controllare i social network, non c'è mai riuscito nessuno e difficilmente si riuscirà a fare questo, però sicuramente arriveremo nel tempo a un giornalismo di qualità a pagamento e un giornalismo gratis su cui nessuno di noi è garantito.